Eccoci insieme, ben arrivati al nostro appuntamento. Come sempre siamo in diretta, lo ricordiamo, in collaborazione con l'ANCI Veneto. Allora, incominciamo un capitolo, una volta al mese circa, ma cercheremo di essere sicuramente più presenti. Proprio per essere vicini ai comuni, vicini ai cittadini, e l'ANCI vuole cercare di mutuare le esigenze del territorio. Da un certo punto di vista, e lo capiremo bene insieme, formando i nuovi amministratori, quindi figure giovani, piene di buona volontà e di grandi capacità, per apprestarle a quella che è la professione, perché è una professione oltre che una grande vocazione di amministratore del territorio locale, e dall'altro per informare voi cosa viene fatto sul territorio, sostanzialmente il ruolo importantissimo dei comuni, che sono dei motori straordinari, e non solo, la storia di alcuni comuni, la storia di alcuni sindaci, di alcuni amministratori del territorio che in particolari momenti, nell'arco di un periodo di tempo, hanno operato in un certo senso, portando anche dei risultati molto importanti. Sono delle pagine di storia del nostro territorio, dei nostri paesi, dei nostri comuni, storie di persone, quindi estremamente coinvolgenti. Il fatto che siano in diretta dà a voi la possibilità di portare delle impressioni, di fare delle osservazioni che servono all'ANCI, che sarebbe l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Veneto, naturalmente, per cercare di portare anche dei suggerimenti ai sindaci stessi. Quindi è importantissimo, come sempre, l'interazione e la vostra partecipazione. Protagonista con noi è il direttore dell'ANCI del Veneto, Dario Benara, grazie di essere qui con noi, con il quale inauguriamo questo capitolo di dialogo, questo fil rouge, questo filo diretto con i cittadini. Come nasce questa idea? Beh, intanto io ringrazio voi per l'ospitalità e per questo spazio che assicurate ai comuni, soprattutto qui rappresentati dalla loro associazione ANCI Veneto. ANCI Veneto, che è una libera associazione a cui aderiscono i comuni nel Veneto. L'ANCI rappresenta circa 530 comuni sui 581. A livello nazionale sono 7.000 su 8.100 comuni, quindi una rappresentanza abbastanza robusta. Come diceva lei, iniziamo oggi con uno dei momenti che noi abbiamo voluto lanciare mensilmente, la rubrica Un sindaco, un paese, una storia. Come un mese fa abbiamo presentato Frassinelle Polesine, e il sindaco di quel comune, che ogni mattina si alza e porta con lo scuolabus i bambini all'asilo nido. Così oggi presentiamo la storia della sindaca di Casalserugo, Elisa Venturini, che veramente è stata una protagonista 2 anni fa nella alluvione che c'è stata e che ha colpito nel suo paese oltre 600 famiglie. Ecco, io direi proprio a questo punto, visto che lei l'ha presentato benissimo, l'ha lanciato, di vedere con i nostri telespettatori un sindaco, un comune, una storia. La seconda storia, appunto, la prima ve la faremo comunque recuperare assolutamente, ed entrare un po' in una storia molto importante anche della nostra regione, perché è stata drammatica, però per fortuna qualcosa di importante si sta facendo ed è stato fatto, e lo capiremo dalle parole della protagonista di questa intervista, che comunque vi vede coinvolti. Vediamolo insieme. Siamo a Casalserugo, 5.500 abitanti nella zona del Piovese. Questo è un comune dove più di un anno fa c'è stata una alluvione molto disastrosa che ha causato tantissimi danni. Ecco, un bilancio di un anno appena passato al sindaco Elisa Venturini, che è stata in primo piano per la ricostruzione e anche per gli aiuti in quei giorni terribili. Allora, è passato 1 anno e mezzo circa, però il pensiero e il ricordo sono ancora molto vivi, perché è stato un evento che ha completamente travolto la vita della nostra comunità di Casalserugo. È stato un evento anche difficile da affrontare, perché un comune ha poche risorse obiettivamente in termini di personale, in termini economici, per poter fronteggiare e dare delle risposte adeguate ad un'emergenza di questa entità, che obiettivamente richiedeva un intervento da parte di Regione e di Stato per poter appunto fronteggiarla.
Devo dire la verità, è stato particolarmente impegnativo perché già per un comune è difficile riuscire a gestire l'ordinario. Noi abbiamo 15 dipendenti con 5.500 abitanti. Voi immaginatevi anche la gestione di un'alluvione, quindi di una calamità che ha visto coinvolto 800 famiglie e 200 attività produttive. Quindi noi in questo momento abbiamo 1000 pratiche aperte per la richiesta di contributo, che implicano quindi delle istruttorie, implicano delle verifiche, implica il colloquio continuo con i cittadini e con le imprese, e diventa veramente gravoso e impegnativo questo compito di gestire non solo l'alluvione ma il post-alluvione. Quanti sono i danni calcolati in termini di euro e quanti siete già riusciti a reperire magari da enti superiori per la ricostruzione, per il ripristino? Ma noi abbiamo decine di milioni di euro di danni, sia come privati che come attività produttive che come strutture private, che come strutture pubbliche. Una parte consistente comunque di contributo è già stata erogata da parte dello Stato. Noi abbiamo dato degli acconti sulla scorta di criteri che sono stati stabiliti da legge nazionale, e adesso siamo nella fase della verifica dei lavori che sono stati fatti per il ripristino da parte dei privati e delle attività produttive, e quindi procederemo e stiamo già procedendo per il saldo finale. Quindi tutto sommato, nonostante la calamità che ha un'entità notevole, nonostante le poche risorse a disposizione, noi abbiamo veramente dato anima e corpo per riuscire a dare delle risposte considerando i termini fissati dalla legge. Quindi nel giro di breve tempo abbiamo raccolto le varie richieste dei cittadini, stiamo facendo l'istruttoria delle pratiche, stiamo facendo gli accertamenti e stiamo già iniziando anche con i saldi. Cittadini, ritiene che abbiano visto la vostra vicinanza a loro? Ma io penso che il cittadino si sia reso conto che il sindaco, ma poi l'istituzione comunale in sé, sia quella più vicina tra tutte al cittadino, perché io mi ricordo i primi 2 mesi da quando è successa l'alluvione, io li ho passati tutti i giorni qui in comune, dal lunedì alla domenica, e il cittadino veniva sempre qui e trovava sempre il comune aperto, nel primo mese addirittura anche la notte, perché eravamo sempre qui proprio per riuscire a dare delle risposte. Nei giorni dell'alluvione, i primi 3 giorni, io non ho né mangiato né dormito proprio per tentare di dare delle risposte alla gente e per farmi sentire vicina. Infatti quello che io tentavo di fare era di raggiungere tutti i luoghi del comune dove potevo arrivare, perché in alcuni si accedeva solo con la barca e le barche ce le avevano solamente i vigili del fuoco, e quindi dove potevo arrivare io con la protezione civile arrivavo, se non altro per rendermi conto di com'era la situazione e per riuscire a dare anche un sostegno, un aiuto ai cittadini che avevano bisogno di vedere l'istituzione, perché poi l'unica istituzione presente è il comune, soprattutto in queste circostanze. Quindi io penso che comunque l'impegno, la buona volontà, la volontà di star vicino al cittadino, i cittadini di Casalserugo l'abbiano percepita. Dopo, con tutti i limiti che io posso avere e l'amministrazione può avere, con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, magari non siamo riusciti a soddisfare pienamente tutte le richieste, però la buona volontà c'era. Allora, questo è l'ufficio alluvione dove noi riceviamo i cittadini che sono appunto interessati dall'evento alluvionale. Qui i nostri tecnici si ritrovano e in mia presenza anche per svolgere tutte le attività che sono connesse al riconoscimento del contributo. All'interno di questi armadi noi abbiamo i faldoni. All'interno di ogni faldone noi abbiamo le pratiche delle varie famiglie alluvionate, come vi dicevo sono 800 più 200 attività produttive, e all'interno appunto di ogni singolo fascicolo, di ogni singola pratica c'è tutta la documentazione, quindi la loro richiesta di contributo, le dichiarazioni dei danni che hanno subito, le fatture che hanno presentato e che stanno presentando per i lavori che stanno svolgendo, il rendiconto da parte dei tecnici che stanno facendo l'accertamento presso le case, presso appunto le imprese, e dopo appunto noi avremo la testimonianza per ogni singola pratica di quanto viene erogato come contributo in base alle richieste fatte e all'accertamento da parte dei tecnici. E le richieste massime che avete riscontrato finora, i singoli cittadini? Allora andiamo da richieste sui 200.000 euro
a poche centinaia di euro, a centinaia di migliaia di euro per quanto riguarda le attività produttive, a qualche migliaio di euro, quindi ci sono naturalmente le richieste più disparate, anche perché dipende da quanta acqua hanno avuto, per quanto tempo l'acqua è rimasta, che tipo di intervento sono riusciti a fare per comunque salvare le loro case, le loro aziende, quindi ogni storia è una storia a sé e quindi deve essere per questo valutata ed è questo l'impegno gravoso, cioè riuscire per ogni singolo caso a capire effettivamente di che cosa hanno bisogno e in che modo riuscire ad andare incontro. Poi ci può essere sempre il furbo di turno, allora noi quello che dobbiamo fare è cercare di capire chi è stato veramente danneggiato perché le risorse vadano a queste persone ed evitare appunto che ci siano delle irregolarità. Però devo dire che in linea di massima noi abbiamo visto che ci sono state veramente persone danneggiate, anche perché obiettivamente il nostro comune è stato uno dei comuni più danneggiati in assoluto a livello veneto. Allora, fin dai primi momenti in cui si è verificato l'evento alluvionale, noi abbiamo aperto i battenti del comune proprio per riuscire a dare risposte continue ai cittadini e abbiamo creato una sorta di front office dove ogni cittadino arrivava per fare qualsiasi tipo di richiesta e noi cercavamo appunto di prodigarci proprio per capire come muoverci e per dare delle risposte. Fondamentale è stato l'intervento dei volontari, sto pensando alla protezione civile, agli scout e alle tantissime persone che sono venute a darci una mano non solo sul territorio vicino ai cittadini per ripulire le case, per aiutarli, ma anche qui in comune per lo svolgimento di tutte le attività di assistenza che sono state fatte. Ad un certo punto è sorta anche la necessità ad esempio della compilazione. Eccoci qua. Allora, riprendiamo dopo il filmato, che è una fase un po' interlocutoria. A questo proposito, la situazione del comune in questione, qual è attuale con le disponibilità economiche? Cioè, la sindaca Venturini, con tutta la buona volontà che ha dimostrato, riuscirà a ripristinare uno status quo ante oppure avrà grosse difficoltà? Perché abbiamo visto, lei ha parlato di aspetti psicologici anziché tecnici e quant'altro, però la situazione è stata veramente disastrosa, uno dei comuni più colpiti. Diciamo che questo è stato un evento straordinario a cui il comune ha dato una risposta straordinaria. Una buona parte di risorse sono arrivate e distribuite dai vari comuni. Devo dire che anch'io nel mio comune, io abito a Veggiano, in via Canova, dove a casa mia siamo andati sotto 1,20 centimetri, 1,30 di acqua, quindi ho vissuto personalmente anch'io il dramma del... Però qui i sindaci è veramente la grinta, qui abbiamo visto la Elisa, la sindaca, a parlarci di come ha superato questa emergenza e ci vuole la forza e la grinta dei sindaci, però oggi i sindaci hanno ben pochi strumenti. Esatto, quali sono gli strumenti che adesso... Patti di stabilità che tagliano immediatamente le gambe, non dobbiamo dimenticare che gli avanzi di amministrazione dei nostri municipi nel Veneto nel 2010 sono circa di 1,2 miliardi di euro e quei soldi non si possono spendere. Noi dobbiamo invece chiedere la modifica del patto di stabilità. Già qualcosa il Presidente del Consiglio l'ha enunciato, ha detto che l'Europa deve un attimo rivedere. Però alla fine chi distribuisce i soldi, chi li investe, sono i comuni. Non possiamo pensare che sia lo Stato a gestire ancora i soldi dei comuni, ma debbono assolutamente restare nei comuni, anche perché i nostri comuni, come dicevo prima, i fondi li hanno, avanzano ogni anno delle somme che poi rimangono là in tesoreria senza poi ultimamente anche a dare più nessun interesse, un interesse quasi irrisorio. Ecco, questo fa capire che con i provvedimenti che sono stati presi, che comunque vedono una tesoreria centrale dello Stato che andrà ad incassare, a riscuotere, a tenere, a detenere anche i soldi e tutto, si renderà più difficile anche un intervento diretto in casi tipo questi da parte del sindaco sul territorio, se non ha una disponibilità di risorse. Beh, certamente se il sindaco non dispone di risorse, con le risorse ordinarie del comune non si può dare una risposta.
Bisogna invece ritornare, come dicevo poc'anzi, alla possibilità dei sindaci di investire in opere. In questi casi vanno rivisti gli argini dei fiumi che si sono rotti o straripati. Bisogna investire e l'investimento non possono farlo altro che i comuni. Se aspettiamo questa visione neocentralistica e dirigistica di questi ultimi anni, diciamo non si può andare avanti così. Il cittadino si riconosce nel comune, nel sindaco ha il suo primo punto di riferimento istituzionale ed è importante che il sindaco abbia gli strumenti per farlo. Il prossimo 24 maggio, ma fate qualche cosa, sì, il prossimo 24 maggio, e lo dico per la prima volta, non abbiamo ancora fatto comunicati, a Venezia, Campo Santa Margherita, nel pomeriggio, confluiranno gli 8.100 comuni italiani. Sarà una manifestazione importante, non contrapposti allo Stato, perché i comuni sono parte di quello Stato, ma istituzione che rivendica quello che prevede la Costituzione, titolo quinto, e poi le leggi a partire dalla 142. Che dice cosa? La 142 parlava molto di autonomia, il titolo quinto parla addirittura di federalismo e quindi noi dobbiamo pretendere l'attuazione di quelle leggi. Rivendicare sostanzialmente dei diritti acquisiti. Cioè, diritti acquisiti. Quando un sindaco chiede ai suoi cittadini di versare una tassa e l'IMU è imposta municipale unica, quindi il cittadino pensa di versarla al comune. Non è vero, perché poi quella tassa il cittadino la verserà allo Stato, il quale la invierà al comune, ma molti comuni mi dicono che arrivano sempre a conti negli ultimi anni, non arrivano mai i saldi sull'ICI e su altre cose. Quindi vuol dire che non ricevono neanche tutto quello che spetterebbe loro? Esatto, non ricevono tutto. Quindi è importante che l'IMU rimanga nelle casse comunali. I comuni la pagano al comune, il sindaco dice ai cittadini come investe quelle somme in strutture, in servizi. Non dimentichiamo le difficoltà di far funzionare la scuola al giorno d'oggi. No, ma sto pensando ai servizi essenziali, anche l'assistenza, i servizi sociali. Perché pensiamo poi agli anziani, pensiamo alle persone che hanno difficoltà. Anche di lavoro, tra l'altro, che bussano alle porte dei sindaci. L'abbiamo sentito venerdì dai sindaci che devono rispondere a esigenze del territorio. Anche di lavoro, perché il sindaco ormai è l'ultimo baluardo per il cittadino. Il problema è proprio questo. Quindi a Venezia ci saremo con forza, il Veneto sarà ben presente. Io ritengo che sia una manifestazione non di protesta, come dicevo prima, ma di riaffermazione del proprio essere comuni, di rappresentare realmente il territorio. Qui le faccio un po' una provocazione, dopo abbiamo anche la pubblicità. Ma il fatto di andare a Venezia, quindi la Regione Veneto che va sulla Regione, cioè la Regione Veneto, le rappresentanze istituzionali comunali della Regione del Veneto che vanno nel capoluogo della Regione Veneto, che però purtroppo sappiamo che ha poco titolo per poter prendere decisioni. Può essere significativo, ma andare direttamente, come è stato fatto in passato, a Roma, tutti i comuni uniti, cioè fare qualcosa di molto forte, può servire di più al governo, cioè far vibrare una forza coesa a livello, se non altro del nord Italia, se il sud magari ha altre problematiche, perché poi è inutile nascondercelo, ci sono dinamiche diverse, ci sono comuni che hanno anche diversa disponibilità. Non potrebbe essere anche più forte, più utile, visto che il governo comunque accentra tutto lì? Nel 2008 noi siamo scesi a Roma, unici in Italia, con 400 sindaci. Siamo partiti in treno, siamo arrivati a Roma, abbiamo dedicato una giornata, abbiamo manifestato davanti al Parlamento e poi i nostri sindaci sono tornati.
L'anno scorso abbiamo manifestato a Milano, quindi nord-ovest, quest'anno manifestiamo a Venezia, quindi è un coinvolgimento ancora più grande del territorio. Ecco quindi il senso di essere a Venezia il 24 maggio. Cosa vi aspettate come risposta? Perché ci deve essere una risposta a questo tipo di sollevazione. Siamo in prima istanza. Io capisco anche che vi sono delle esigenze molto grandi e che quindi certi provvedimenti in quel momento storico, novembre 2011, hanno dovuto essere editati. Però vi sono le esigenze del territorio e dei rappresentanti del territorio che vanno ascoltate anche queste. Quindi patto di stabilità da rivedere assolutamente a livello nazionale e a livello europeo, ma anche l'IMU deve essere lasciata ai comuni interamente, completamente, altrimenti cambiamo nome. Questa è stata una bella provocazione. Che cosa ne pensate? Perché naturalmente se avete delle osservazioni da fare, so che poi sono cose anche abbastanza complesse, non così semplici, magari per chi le gestisce nella quotidianità ben le comprende, ne comprende anche la portata. Con questa fase un po' interlocutoria io direi di andare subito in pubblicità, poi ritorniamo e vediamo anche il proseguo del nostro filmato. Allora, eccoci qua, prima di riagganciare il nostro filmato, che comunque è estremamente avvincente ma anche commovente sotto certi profili, perché sono stati tanti i veneti che hanno vissuto quei momenti, ricordano anche la tensione, il dramma di certe famiglie. Torniamo sul dramma di molte famiglie allo stato attuale, che comunque sempre drammi sono e sempre esigenze economiche stiamo parlando. Ed entriamo un po' nel merito anche politico della situazione, perché siamo adesso vicini ai ballottaggi, per carità, però c'è già stato una turbolenza di non poco conto. Come l'avete vista voi questo rinnovo di molte figure di sindaci, di liste apartitiche, così almeno apparentemente, o non sostenute addirittura da partiti ben precisi, o se sostenuti non erano palesi, e quindi uno stravolgimento un po' di quello che era l'abitudine di tanti anni, no? Che lei ha visto? Ma io direi che nel passato spesso si presentavano gli stessi partiti, ben inquadrati, col loro simbolo, presentato per anni. Da ormai una ventina d'anni, noi abbiamo ricordato prima la legge del 1990 142, da allora la 142 ha cercato di portare novità nel mondo dei comuni. Basti pensare l'accesso ai documenti che prima dipendeva spesso dal dirigente generale, se concedere o meno al cittadino, al consigliere comunale, l'invisione dei documenti è diventata una realtà, ma molto. Nel 90 e negli anni successivi il sindaco viene eletto direttamente. Cosa significa? Significa che il cittadino in un certo momento ha il suo peso da esercitare rispetto a una persona, rispetto a un'altra. Quindi è la democrazia che costa, è il cittadino che comunque decide, e decide proporzionalmente alla capacità di intervenire nel territorio il sindaco. In questi 20 anni è cambiato tutto. Il sindaco una volta veniva espresso dal consiglio comunale e bastava che un consigliere passasse da un partito a un altro che cadeva l'amministrazione civica. Oggi non è più così. Oggi gli strumenti per rendere più concreto il legame fra sindaco e popolazione l'abbiamo visto. Ma è vero anche che se vi è un collegamento di più con l'elettorato, vi è un collegamento più forte con le persone più svantaggiate. Esatto, e anche una responsabilità maggiore in capo a chi rappresenta l'elettorato, cioè il sindaco a questo punto. È una responsabilità maggiore, ma è sempre il cittadino avere in mano lo strumento per riconfermare o meno quel sindaco.
In questa tornata elettorale io devo dire non ho partecipato a incontri, ho visto qualche trasmissione televisiva, però non vedo negativamente il fatto che in tantissimi comuni vi sono state più liste e a differenza del passato liste civiche, cioè legate direttamente ai cittadini. Pensiamo solo che la grande politica, quella dei grandi partiti, in questi mesi è risultata in crisi. I cittadini si presentano nei loro comuni, piccoli o grandi, con delle liste. È la gente che dà risposta alla crisi della politica. Bravissimo, la gente che dà la risposta a questa crisi dei partiti più che della politica in sé per sé, perché la gente fa politica a questo punto, cioè le persone che vivono nel territorio si mettono a fare politica, nel senso migliore del termine, polis, cioè voler gestire la cosa pubblica. È segno di una rivoluzione importante in atto, che parte dal basso, che parte proprio dal territorio dei comuni, perché i comuni sono i primi protagonisti intanto in questa prima campagna. La parola rivoluzione è una parola forte, diciamo probabilmente vi è una maggiore consapevolezza della necessità di rimboccarsi le maniche e darsi tutti da fare per la nostra grande Italia. Non viviamo un'Italietta, abbiamo visto che un personaggio che come Monti è riconosciuto in Europa, in 2 o 3 mesi ha saputo cambiare la nostra immagine e addirittura riesce in qualche modo a influenzare la politica europea. L'Italia è diventata protagonista con lui nell'Europa, però chiaramente poi bisogna calarsi nella realtà e la realtà è quella che diceva lei poco fa. Vi sono persone anziane che vivono con 360 euro al mese di pensione, vi sono persone svantaggiate per problemi fisici che non hanno magari più il sostegno della famiglia e che quindi debbono essere certamente aiutate, ma pensiamo anche agli imprenditori che non dico lasciati soli, però con problemi diversi di cambiamento, di complessità, non sanno dare una risposta. Ricordiamo che i veneti sono grandi lavoratori, anche se spesso non sanno assolutamente presentare questa loro operosità, questo loro modo di lavorare. Comunicare, ecco, quindi questo è un aspetto, stiamo comunicando, quindi questo è un aspetto importante, far vedere quanto realmente anche fuori riescono a valere. Comunicando, sentiamo il sindaco sempre Venturini, che cosa ci racconta ancora relativamente a questa esperienza fortissima nel suo mandato come sindaco del comune di Casalserugo in provincia di Padova. Andiamo insieme. Allora, fin dai primi momenti in cui si è verificato l'evento alluvionale, noi abbiamo aperto i battenti del comune proprio per riuscire a dare risposte continue ai cittadini e abbiamo creato una sorta di front office dove ogni cittadino arrivava per fare qualsiasi tipo di richiesta e noi cercavamo appunto di prodigarci proprio per capire come muoverci e per dare delle risposte. Fondamentale è stato l'intervento dei volontari, sto pensando alla protezione civile, agli scout e alle tantissime persone che sono venute a darci una mano non solo sul territorio vicino ai cittadini per ripulire le case, per aiutarli, ma anche qui in comune per lo svolgimento di tutte le attività di assistenza che sono state fatte. Ad un certo punto è sorta anche la necessità ad esempio della compilazione delle pratiche per la richiesta di contributo e allora è intervenuta addirittura l'università con dei ragazzi che ci hanno dato una mano, che hanno dato una mano ai nostri cittadini per la compilazione delle pratiche, quindi abbiamo cercato di dare assistenza anche da un punto di vista burocratico che sembra cosa di poco conto. In realtà anche questa tende ad affliggere molto le persone, soprattutto quando si verifica una calamità. Anche in questo ho cercato di essere vicino ai cittadini perché insieme ai tanti volontari accoglievo le persone, prendevo nota di quelle che erano le loro esigenze, davo indicazioni su come muoverci all'interno del comune con i dipendenti e con i vari volontari e cercavamo appunto di essere presenti qui in comune ma anche fuori perché i cittadini mi chiedevano ad esempio di andarli a visitare nelle loro case e quindi quando riuscivo a trovare un po' di tempo nei vari ritagli andavo a vedere anche come stavano per capire com'era la loro situazione.
e proprio sulla scorta del loro stato d'animo ad un certo punto ho anche pensato insieme ai medici di base del nostro comune di attivare un servizio di supporto psicologico, perché quando si verificano eventi di questa natura la vita quotidiana viene completamente cambiata e di conseguenza c'è a livello psicologico una situazione di disagio, e noi l'abbiamo notato perché sono aumentati i casi di depressione, ad esempio. È stato fondamentale quindi attivare questo servizio e cercare di dare un aiuto alle persone. E nel mio piccolo come sindaco quello che potevo fare era quello di ascoltare le persone, quindi molto spesso venivano qui in comune magari anche per raccontarmi semplicemente il loro stato d'animo, per dire come stavano, anche perché di più tante volte non riesci a fare, perché come sindaco sei vincolato a delle leggi, perché le risorse che hai a disposizione sono limitate e quindi molto spesso il cittadino ha solo bisogno di un conforto, di qualcuno che ascolti, e il sindaco assolve anche questa funzione, cioè di riuscire a dare delle risposte e soprattutto di ascoltare. Quindi anche questo tipo di azione abbiamo cercato di svolgere. Adesso ci stiamo sempre più avvicinando alla rotta arginale. Qui siamo proprio lungo il Bacchiglione, questa via si chiama via Bacchiglione. Erano questi luoghi completamente sommersi dalle acque, infatti tutta la campagna che adesso si vede e le case erano completamente sotto acqua, ce n'era tantissima, sembrava di essere in una laguna. Adesso se si guarda dall'altra parte, lungo il Bacchiglione, si vede anche che sono stati fatti degli interventi di pulizia, ad esempio sono state tagliate le piante quelle morte, quelle che creavano pericolo, quindi è stato fatto un taglio selettivo proprio per garantire comunque la tenuta degli argini, perché le piante che sono morte, sono presenti, possono creare comunque nei momenti ad esempio delle piene, possono essere motivo comunque di pericolo o fare ostruzione per il deflusso delle acque. Siamo qui nel punto focale della tragedia, l'argine che si ruppe quella fatidica notte. Sì, erano le 3:30 di notte quando si è rotto l'argine, mi sono venuti subito ad avvisare e da lì è iniziato poi tutta la trafila che sappiamo poi nelle settimane e nei mesi successivi. Questo era il punto appunto dove si è verificata la rotta e da qui l'acqua è fuoriuscita e ha coperto interamente le campagne che si possono vedere, entrando nelle case, entrando nelle varie attività produttive, perché anche qui vicino abbiamo degli insediamenti produttivi. Tra l'altro qui c'è anche una discarica e uno dei nostri problemi inizialmente era proprio quello di capire se c'era stata una contaminazione, perché l'acqua che è andata sopra una discarica ci può essere sempre qualche pericolo da questo punto di vista. Fortunatamente abbiamo ricevuto notizie dall'ARPAV che ha fatto tutti i vari controlli del caso e inquinamento non c'è stato, quindi da questo punto di vista insomma ci è andata bene ed era la preoccupazione iniziale che noi avevamo come amministratori locali. Ecco, i motivi per cui l'argine è saltato, insomma so che erano state fatte varie ipotesi. Ma in realtà si tratta più che altro di una causa di natura fisica legata molto probabilmente alle pressioni che esercita l'acqua in determinati punti dell'argine dove magari è particolarmente debole o fragile, vuoi anche l'intervento delle nutrie che in qualche modo vadano a indebolire e vuoi la poca anche manutenzione, perché ormai è da decenni che i corsi dei fiumi sono abbandonati a loro stessi perché non vengono destinate risorse sufficienti e questo porta a delle rotture arginali. Ecco perché noi come amministratori locali stiamo intervenendo e stiamo cercando di fare pressioni proprio perché ritorni come tema fondamentale da sviluppare e da tenere in considerazione anche quello della difesa del suolo, del rischio idrogeologico e idraulico del nostro territorio, perché il fatto che non se ne parli non vuol dire che non esista, perché poi accadono episodi come questo che poi tutti si domandano e perché è capitato e come mai e cosa dobbiamo fare, e poi ci sono danni e poi magari ci sono i risarcimenti e quindi ci sono tutta una serie di problemi che magari con la prevenzione si possono anche evitare. Le calamità naturali a volte hanno le conseguenze di rendere più unita la comunità, è stato così anche per Casal Serugo.
Questo sicuramente, soprattutto all'inizio, quando si è verificato l'evento, tra vicini di casa, tra parenti, anche con persone comunque sconosciute che venivano a dare una mano nel nostro comune, si è creato veramente uno spirito di collaborazione e di vicinanza, ed è la stessa calamità naturale che induce ad assumere questi atteggiamenti comunque molto collaborativi. E io l'ho visto perché veramente le persone davano dimostrazione di aiutarsi e di cercare di superare l'evento. Noi adesso speriamo che per il futuro veramente non accadano più eventi di questa natura, perché portano talmente uno stravolgimento della vita quotidiana che poi riprendere è veramente tanto faticoso per la vita individuale delle persone, ma per la stessa vita dell'ente, senza considerare l'aspetto economico. Noi adesso stiamo veramente come comuni alluvionati facendo molte pressioni perché vengano svolte tutte quelle attività e portate a termine le opere pubbliche, proprio per evitare che si verifichino altri fatti analoghi. Sto pensando ad esempio ai bacini di laminazione che comunque stanno proseguendo, all'attività di pulizia dei fiumi e anche di dragaggio, altra attività appunto fondamentale, e teniamo sempre viva l'attenzione su questo problema del rischio idraulico e idrogeologico del nostro territorio. Ma quello che mi sento di dire come sindaco è che secondo me è l'istituzione in assoluto più vicina ai cittadini. E non a caso è un'istituzione millenaria nel nostro paese, in Italia, e gode secondo me di credibilità proprio perché il cittadino è a contatto diretto con l'amministratore, lo vede, lo sente, gli parla, capisce che cosa fa, e quindi è giusto che secondo me questa istituzione abbia la credibilità e continui ad averla proprio per la vicinanza che riesce ad esprimere nei confronti dei cittadini. Eccoci qua, stavamo guardando che era finito il filmato, molto bello tra l'altro, molto bello, e questo è un capitolo, poi ne avremo anche altri, vedremo di entrare anche in altri comuni, in altre realtà. Io direi di toccare un attimo i costi della politica, perché sono un argomento caldino, i costi della politica e soprattutto le differenze che ci sono ai vari livelli della politica, perché il livello più basso è il comune. Giustamente anche è capitato un martedì sera in talk show di politica, avevamo un consigliere comunale additato dal pubblico, dai telespettatori come politico che ruba soldi, poi diceva io no, un rimborso spese. Cosa possiamo dire a questo riguardo? Ma secondo me è un altro aspetto qua da chiarire, che va opportunamente chiarito. I sindaci intanto non hanno uno stipendio, hanno un'indennità, che sono indennità piccolissime. Se ricordiamo il sindaco di Frassinelle Polesine, quei 400 euro mensili che il comune gli pagava, a un certo punto per comprare il nuovo pulmino per le scuole, lo scuolabus, il sindaco e gli assessori rinunciarono alla loro indennità pur di comprare. Nel Veneto i casi in cui gli amministratori rinunciano alla loro indennità sono veramente moltissimi, non molti, moltissimi. E si è voluto additare il comune come uno degli enti che spreca. Nel Veneto non mi risulta assolutamente. I 100-150 euro annuali che un consigliere porta a casa, oppure i 150 euro mensili, 200-250 di un assessore, sono assolutamente sproporzionati alla responsabilità e al tempo dedicato. Tempo dedicato alla gestione della cosa pubblica e sottratto spesso alla famiglia, e non è poca cosa. E stiamo parlando di cifre veramente basse, perché poi se invece ci portiamo ad altri enti, sempre pubblici, ministeri e quant'altro, le cifre sono astronomiche, e questa è la cosa assurda. Questa è la cosa assurda. Riflettendo su questo andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme. Allora, direttore, abbiamo fatto diverse considerazioni, magari troveremo ancora l'occasione per rifarle, per rimarcare alcuni principi fondamentali. C'è una giornata, quella del 24, che vorrei un attimo rivedere sotto certi punti, soprattutto per gli obiettivi che vi ponete, e che cosa anche vi ha spinto a organizzare questa giornata a Venezia, i sindaci, per ottenere che cosa? In un momento così anche delicato per la tenuta sociale.
Ma la prima motivazione è quella di dire questa tassa, l'IMU, che è stata imposta, i comuni la vogliono come tassazione propria. Non può essere che un sindaco determina la tassa e poi metà se la prende lo Stato. Assolutamente no. Quindi la prima motivazione è stata questa. La seconda, come dicevo prima, è la necessità di cambiare questo patto di stabilità ingiusto, soprattutto per i piccoli comuni. A Venezia noi ci aspettiamo molti sindaci da varie parti d'Italia, ma soprattutto tanti cittadini che siano vicini ai loro sindaci e con loro far presente che questa situazione non può andare avanti all'infinito. Io spero che l'IMU sia modificata, sia lasciata completamente ai comuni. I trasferimenti se li tenga pure lo Stato. Quando il comune determina l'IMU, poi il sindaco risponderà ai suoi cittadini di come ha speso quei soldi e quindi è ingiusto che lo Stato si trattenga una parte di quella tassazione locale che deve rimanere qui. Una parte, è chiaro, deve andare a livello nazionale per un giusto riequilibrio, ma una parte, una piccola parte, quello che viene prodotto nel territorio deve rimanere nel territorio, essere reinvestito e produrre ricchezza per quel territorio. Ecco, fare una considerazione, il fatto che ci sia questo centralismo spinto, questo ritorno al centralismo estremamente spinto sotto diversi profili, è stato dettato anche in parte dagli esiti di particolarismi locali, soprattutto in certe realtà del sud Italia, dove i soldi sono finiti in rivoli di ogni genere, meno che a beneficio del cittadino e quindi di servizi utili. Poi in altre parti d'Italia invece si sono mostrati anche molti comuni virtuosi che hanno operato, che hanno risparmiato e che hanno fatto cose importanti. Il ridare autonomia economica ai comuni, se può andare bene da una parte del paese, forse non va bene dall'altra, perché siamo sempre al solito punto, ci troviamo in 2 Italie o 3. Qui ci sarebbe un ragionamento lungo, ma il tempo non lo permette. Io ricordo solo che all'inizio degli anni 70, mi pare il 1973, fu fatta la grande riforma. Non più tassa di famiglia che rimaneva ai comuni, ma IRPEF, ILOR e poi tutte quelle tasse che vennero poi applicate. Si disse allora che lo Stato certamente poteva gestire meglio questa massa di soldi che andava a Roma. Non fu così. I comuni virtuosi come i nostri veneti, e ripeto i nostri da sempre lo sono stati, continuarono a spendere con quella cultura che è tipica della nostra gente. La nostra gente spende i soldi che ha nel portafoglio. E neanche tutti. E neanche tutti, perché poi riusciva a risparmiare. Sì. In altre parti d'Italia si andò all'assalto della diligenza. Chi poteva spendere di più, spese di più. Nel giro di 3 anni, dal 73 al 76, i comuni cominciarono a indebitarsi e fu lì che allora cominciò la sperequazione, perché lo Stato cominciò a pagare i debiti di quei comuni e chi non aveva debiti allora rimase indietro. Anche oggi, come 30-40 anni fa, siamo all'ultimo posto nei trasferimenti dello Stato. Ma come dicevo prima, noi non vogliamo niente dallo Stato, noi vogliamo gestire le nostre risorse locali. Quindi l'IMU, se dobbiamo imporla e poi gestire i soldi che rimangano al nostro territorio. Messaggio chiarissimo, direttore. Con questo noi lasciamo i nostri telespettatori, la ringraziamo di essere stato qui con noi, ricordiamo questo è un primo appuntamento, comunque lo troverete anche in replica negli altri canali del nostro gruppo televisivo e naturalmente visitate il nostro sito www.gruppotv7.com, ci sarà un link dedicato ai diversi appuntamenti con i comuni e poi naturalmente una rubrica ogni 2 settimane di 3 minuti in cui l'ANCI Veneto informerà i cittadini
cittadini di varie iniziative, questa per esempio è una molto importante, e non solo, notizie che possono riguardare aggiornamenti, corsi di formazione per chi vuole diventare per carità amministratore, oppure comuni che si sono contraddistinti, parliamo di comuni virtuosi, abbiamo fatto già un approfondimento, insomma tante informazioni in cui anche voi potrete fare delle osservazioni, naturalmente scrivendo oppure creando un canale di dialogo che è estremamente importante, più che mai in questo periodo. Grazie ancora, arrivederci, a domani.